Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se queste storie della nostra terra ti interessano, lascia un like e iscriviti. Insieme possiamo continuare a far luce su pagine della Sardegna che non dobbiamo dimenticare. Non perditi il video completo per conoscere la storia di questa figura della cronaca nera sarda. Immagina un ragazzo di appena 14 anni, nato tra le rocce e il silenzio d'Orgosolo, in Barbagia. È il 4 aprile 1942 quando venne al mondo Graziano Mesina, penultimo di 11 figli. Una famiglia povera, un territorio isolato, poche possibilità. La Barbagia di quegli anni è una terra dimenticata, strade sterrate che scompaiono con la pioggia, case di pietra senza luce elettrica, pastori che si muovono seguendo percorsi tramandati da generazioni. Le famiglie numerose sono la norma, la povertà è strutturale, lo Stato è lontano. I Mesina vivono di quello che la terra offre, poco o niente. Nel 1956, ancora adolescente, impugna un fucile calibro 16 rubato e viene arrestato per la prima volta. È il momento in cui nasce la figura destinata a diventare la più famosa del banditismo sardo. Quel fucile rappresenta qualcosa di più di un'arma. È un simbolo di potere in un mondo dove il potere è tutto nelle mani di chi possiede terra, bestiame, rispetto. Per un ragazzo di 14 anni senza futuro, quel calibro 16 diventa una dichiarazione di esistenza. Da lì in avanti la sua vita diventerà una sfida continua allo Stato. Una fuga lunga 60 anni, fatta di 10 evasioni riuscite su 22 tentativi. Una storia che divide Orgosolo e la Sardegna ancora oggi.